e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tantomeno un ruolo né un gioco di società. Ciao, io sono Enrico Farnedi, sono di Cesena, era la mia caratteristica principale e suono l'ukulele, essenzialmente suono l'ukulele e scrivo canzoni che parlano di me, parlano di casa mia, delle serre delle fragole che si vedono dalla finestra della mia cucina. E sono venuto qua a Musicultura a cercare di mettermi alla prova come autore di canzoni, dopo tanti anni passati a fare il musicista per tante band diverse, a suonare la tromba, a suonare il basso, a scrivere musica per tante band, ho deciso di mettermi alla prova appunto come autore di canzoni, parlare di me e mettermi a nudo, o in mutande perlomeno, perché a nudo è un po' eccessivo. E niente, siamo qua. Abbiamo appena fatto la nostra esibizione, spendo un secondo per presentare i miei sodali, i miei compagni d'avventura. In questo caso sono Mauro Gazzoni e Marco Bovi, amici fraterni. Grazie a Musicultura per avermi ammesso alle audizioni. Arrivederci da Enrico Farnedi. A Cesena c'è un corso, il corso è una via abbastanza nevralgica del centro di Cesena che si chiama Corso Sozzi, e però come tutti gli abitanti di Cesena, ma penso come molti abitanti di qualsiasi centro cittadino, io non so i nomi delle strade, mi oriento con i negozi di abbigliamento, di scarpe, che però cambiando spesso di gestione e di allocazione mi mettono in difficoltà. E questa è una difficoltà che riscontro un po' in tutti gli aspetti della mia vita, però fortunatamente di recente ho conosciuto Mauro Gazzoni, che è il batterista che mi sta fornendo questo ritmo beat, e lui è un fine conoscitore del centro di Cesena e mi sta illuminando su tutto questo. Corso Sozzi. Sono quello che lascia tutto per terra, spero che qualcosa cresca, invece no. Lascio tutti i miei ricordi per la strada, ma alla fine i conti non mi tornano. Sono quello che ricorda tutte le canzoni, ma cosa ho mangiato ieri no. E alle volte mi risveglio in camere di albergo e dove sono proprio non lo so. Tu mi chiedi se son mica di Cesena e ti rispondo sì. Poi mi chiedi, mi sai mica dire dove è Corso Sozzi? No, che non lo so, non lo so, a Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, Corso Sozzi non lo so. Sono esperto di fumetti e patatine, non ho proprio idea di cosa sia la borsa. Io mi nutro di fumetti e patatine, quindi tu non mi parlare mai di borsa. Poi mi chiedi, sei curioso, vuoi aver la mia opinione? Sì. Io mi frugo nelle tasche ma non trovo un'opinione qui. E non ce l'ho, non ce l'ho, un'opinione non ce l'ho. Io non lo so, non lo so, Corso Sozzi non lo so. C'è chi ha la risposta pronta per ogni domanda, ma lui le domande non le fa. C'è chi è sempre pronto a farsi intervistare, ma di cose poi da dire non ne ha. E da bambino vomitavo i cetrioli, se li mangio adesso non lo faccio più. Mi spaventa chi non mangia i cetrioli e le cose nuove non le manda giù. Tu mi chiedi se son mica di Cesena e ti rispondo sì. Poi mi chiedi, mi sai mica dire dove è Corso Sozzi? No, no, che non lo
so, e Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, Corso Sozzi, Corso Sozzi.